Lanterna, Villaricca, perché? Perché c'è il Napoli Cinema Festival organizzato ancora una volta da Alfonso Gemito, tantissimi ospiti che andremo a conoscere tra poco. Napoli Cinema Festival diventa un premio nazionale, ma grazie soprattutto a lui, Alfonso Gemito. Alfonso, com'è importante Napoli nel cinema europeo a questo punto? Città del cinema, città capitale, Napoli, in cui noi siamo qua proprio per rappresentare questo grande premio che è il cinema nazionale, perché Napoli è cinema nazionale, vengono i stranieri a girare qua, però noi abbiamo un valore grazie a voi che state qua, grazie ai giornalisti, grazie a Don Bagher che lui battezzerà da un battesimo a questo premio che è la Sirena Paterna, che diventa nazionale, perché merita Napoli di avere un premio nazionale del cinema, soprattutto il cinema dei giovani. Napoli Cinema Festival diventa anche un premio nazionale grazie anche al grande lavoro dell'ufficio stampa di Daniela Del Prete. Allora, tanti personaggi oggi, come avete fatto a mettere insieme tante personalità così belle? Ci vuole una grande squadra con a capo Alfonso Gemito, l'organizzatore, Pietro Della Valle, coordinatore artistico, direttore artistico Angelo Di Gennaro. Abbiamo voluto, dopo il successo della prima edizione del Napoli Cinema Festival, fortemente Don Baghi come padrino per far diventare la Sirena Partenope il premio nazionale. Claudio, allora tu sei il suo braccio destro? No, non sono il suo braccio destro, come ha detto Daniela sono il suo coach, una donna eccezionale, qui andiamo oltre il segreto professionale perché Daniela stessa che ha detto che si avvale insomma dei miei servizi, è una donna pazzesca, già piena di risorse, pazzesca, di energie, però insomma ha fatto adesso un percorso di crescita personale con me unico e veramente sta esplodendo a livello nazionale, insomma ricercatissima come ufficio stampa, quindi è un orgoglio da parte mia come coach e laureato comunque in psicologia che lei si avvalga insomma di me, della fiducia, e poi c'è anche un rapporto di amicizia, quindi grazie Daniela. Il mio merito insomma è soltanto quello di averle dato poi la chiave che lei stessa aveva. Se io dico Aldo Caponi, qualcuno potrebbe anche non sapere di chi stiamo parlando, ma se si parla di Don Baghi l'abbiamo qui. Eccomi qua, sì, Aldo Caponi ormai penso che anche come nome anagrafico ci siano già un buon 90% che lo sanno che sono io. Comunque è sempre bene precisarlo perché effettivamente magari le nuove generazioni non lo sanno. E se tu lo vorrai, crederai. Siamo aiutati in questo senso da queste nuove tecnologie, Facebook, internet, eccetera, eccetera, che ovviamente sul quale Facebook ho un profilo anche come Aldo Caponi, quindi insomma. Io sono sicuro che in questa grande immensità perché è questo nuovo tipo di società che è una società ormai globalizzata e devono assolutamente correre dietro al business. Ecco. Le grandi industrie americane del divertimentificio, diciamo, sono quelle che impongono un certo modo di comportarsi e di essere. Gli artisti vengono creati in laboratorio perché c'è sempre bisogno di rinnovare. Uno che ha un grande successo oggi
l'anno prossimo non sarà più nessuno e se ne dovrà creare un altro che abbia magari lo stesso grande successo, per cui l'artista ormai non esiste più in quanto tale, ma esiste in laboratorio. Che cosa vogliamo consigliare ai giovani che si avvicinano al mondo della musica, del teatro e anche del cinema? Di ascoltare molto soprattutto i cantautori dei primi anni 60, diciamo, ecco, da Bindi a Paoli a Endrigo. Certamente se non lo fanno andranno avanti per la loro strada, magari come abbiamo fatto noi, solo che noi avevamo appunto delle basi culturali che erano decisamente superiori, ecco. E tanto è vero che oggi le nostre canzoni, le canzoni di quel periodo sono ancora così tanto apprezzate e non solo, ma sono anche eseguite dagli artisti di oggi. Grazie a voi. Angelo Di Gennaro, direttore artistico di questa kermesse così bella. Diciamo che adesso siamo in una clinica e sta partorendo una iniziativa che ha tutto il sapore della voglia di poter dare spazio specialmente alla musica ai giovani e al cinema, tutti quei ragazzi che tentano, fanno, però sono sempre comprimari e vengono sempre oscurati dai grandi nomi, che noi, se consideriamo che il nome se ce l'hai e devi spingere il ragazzo che ha fatto pure una piccola parte in questo film, spingilo, se lo ritieni bravo, spingilo, non hai bisogno sempre essere protagonisti. Noi vogliamo che ci sia, anche se ce lo fanno fare, perché qua è tutto da divenire, se ce lo fanno fare un laboratorio per i giovani, che sia per il cinema, per il teatro, ognuno nel proprio settore, perché io non chiamo scuola, non esistono le scuole d'arte, esistono i laboratori. Tanti anni fa esisteva o master che imparava un mestiere o il giovane che rubava il mestiere romaster. Per me il laboratorio deve essere uguale a quando era apoteca, o master e io voglio uno che si può imparare. Però c'è un concetto che tira fuori la nostra città, spesso noi diciamo ma non siamo uniti, no, perché nel nostro DNA c'è sempre la precarietà, c'è sempre la paura del posto che mi possono rubare e questo ce lo portiamo da secoli, abbiamo sempre paura di perdere quello che abbiamo conquistato e questa paura non ci fa essere uniti. Guardatelo bene perché Mariano Grillo inevitabilmente sarà un grande, ma già lo è perché ha vinto l'ultimo premio di Massimo Troisi. È vero, a luglio scorso praticamente sono l'ultimo vincitore del premio Massimo Troisi, poi quest'anno Massimo ha compiuto 70 anni, io dico ha compiuto perché per me è tra tutti noi anche oggi, nonostante non c'è più, però almeno noi napoletani lo sentiamo sempre presente e sempre vivo in mezzo a noi. Sì, noi lo vediamo tra le tre maschere famose, insomma, Totò, Edoardo e Massimo Troisi. Io tra questi qua ci metto anche Pino Daniele, che ovviamente è un altro mestiere perché fa musica, però rimane sempre nei migliori napoletani, insomma, allora, che sono esistiti. Visto che ha aggiunto Pino Daniele, una squadra ha sempre bisogno di uno straniero e quindi tra questi non possiamo non mettere Diego Armando Maradona. Assolutamente, vabbè, ma Diego fa parte, è napoletano praticamente acquisito, quindi io penso che in paradiso si stanno divertendo perché tengono la musica, tengono chi gioca con pallone, tengono insomma chi fa ridere praticamente, che noi che ci facciamo qua, non lo so. Speriamo di diventare spettatori quanto più tardi è possibile. Vabbè, questo sì ce l'auguriamo tutti quanti, però un giorno saremo tutti insieme di nuovo. Attrice, parto con qualcosa che forse non ti piacerà, però lo capirai in corso d'opera. Un abusivo perché? Perché lui è venuto dalla strada, lui è venuto dai mercatini, ecco, insomma, lui è di Arzano, ha fatto una grandissima gavetta e si è trovato un po' per gioco a fare l'attore, ma l'ha fatto anche bene. Ma in più che l'attore faccio l'attrice, perché il mio cognome è attrice. Comunque io dico che noi nasciamo già con i mestieri, poi strada facendo li nutriamo e esce fuori quello che noi siamo oggi. O di Serie A o di Serie Z, comunque sono le passioni che vincono. Questo non è un lavoro, è una malattia. È a più brutto, ma è a più bello. Spero che casa male tutto. Grazie a voi per questa bella intervista. Ti ringrazio io. E salutiamo a Alfonso Gemito. Torna un attimo. Stavamo appunto parlando male di te. L'ho vista a Gemito. Buonasera a voi.
Buonasera maestro. Noi Alfonso l'abbiamo intervistato. Allora, niente, Alfonso con questa sua bella iniziativa non è che le sta facendo oggi perché non c'è più il Covid, siamo più uniti, allora quindi ci stiamo riunendo ogni volta con queste belle feste del cinema di Alfonso Gemito, quindi il Covid ha rotto un po' le scatole, Alfonso ha sempre fatto i belli eventi da 30 anni a oggi, quindi un applauso a Alfonso Gemito e a tutto il suo... E che per fortuna... Auguri per il tuo nuovo cinema. Benvenuto a Zano. Mamma Benvenuto alla mia, terra. testimone di questa bellissima stretta di mano. Ciao a tutti. Alessandro Incerto, tutti ti conoscono per Un bravo attore, Bastardi di Pizzo Falcone, Un posto al sole e tanti altri lavori. Però molti non sanno tu chi sei, che fai, di che zona sei, dove sei nato, dove sei cresciuto. Parlaci un po' di Alessandro che non conoscono di solito le persone che ci seguono da casa. Beh, io sono nato a Napoli al Vomero, sono cresciuto, nato al Vomero, insomma, per cui zona collinare, zona dove si respira aria pura e lì nascono le ispirazioni, perché dopo un po' di anni, dopo aver svolto un altro tipo di attività, nonostante mi fossi formato... Certo, non il medico legale. Non il medico legale, per l'amor di Dio, insomma, assolutamente. Nonostante mi fossi formato da ragazzo per fare questo lavoro, fui assunto poi in General Motors e cominciò un altro tipo di carriera come consulente e poi direttore vendite. La vita però è strana, perché ti riporta sul percorso iniziale. Evidentemente era questo quello che dovevo fare, perché crollato il settore dopo tanti anni mi ritrovo da capo a trovare un altro lavoro. Incontro un amico in Rai, al quale io fornivo delle auto aziendali, e lui mi dice: ma tu l'avresti dovuto fare sin dall'inizio, perché oggi saresti... vabbè, faccio io. Oggi sarei, non è un discorso che si può affrontare adesso. Ho fatto quello che ho fatto. Dice: no, ma io ti devo far capire perché tu ce l'hai nel sangue, tu ce l'hai in modo naturale. E così dalla sera alla mattina mi portò su Un posto al sole in nazionale. Aveva ragione lui, ho dovuto dare ragione a lui. È molto rassicurante, ecco, ti fanno fare sempre la parte del buono? Non sempre. Di solito noi nella vita la sfida è fare qualcosa che non ti appartiene, per cui mi sono ritrovato dalla sera alla mattina in Pupetta Maresca a fare questo camorrista, lo cascio, e ho dovuto studiare i camorristi di quell'epoca, di quel periodo, le movenze, gli atteggiamenti, gli sguardi, il modo di parlare. Per me è stata una grande sfida, proprio perché non sarei mai arrivato a interpretare un camorrista, soprattutto di quegli anni che magari io ero ragazzo, ero piccolissimo, e sembra di essere riuscito abbastanza bene, insomma, per cui noi attori, il bello di questa attività è che praticamente tu non devi preferire un personaggio piuttosto che un altro, per noi è una sfida, ogni personaggio che ti danno da interpretare per noi è una sfida ricorrente. Quindi se oggi mi dovessero dire: vuoi un ruolo fisso in una fiction dove devi fare sempre quello? No, per me sarebbe riduttivo. Vorrei continuare a fare tanti personaggi diversi e riuscire a interpretarli correttamente. Quale personaggio ti piacerebbe fare, ecco, qualcosa che non hai ancora fatto? Ma in effetti mi è capitato un po' di fare tutto, dal Paradiso delle Signore, Mare Fuori, Pupetta Maresca, Bastardi di Pizzo Falcone, 1993 dove ero un avvocato, insomma veramente ho interpretato tantissimi ruoli. Quello che ti manca? Quello che mi manca è una bella domanda, insomma, ma sicuramente arriverà. Credo che arriverà, perché prima o poi chi ti osserva... senza offesa per chi fa il salumiere, il fruttivendolo, ma mai ti daranno un ruolo del genere, perché magari... Potrebbe essere una sfida anche quella. Ecco, vedete, quindi sì. Questo è un messaggio. Io volevo arrivare al punto dove in questa serata si dà molto spazio al laboratorio, si è parlato del laboratorio che vuole creare Alfonso Gemito, quindi un bravo attore, un bravo giovane che vuole entrare nel mondo del cinema, del teatro, deve sapere affrontare tutti i ruoli, può essere l'avvocato, può essere il fruttivendolo. Sì, allora è vero che purtroppo in questo mestiere concorrono tanto le conoscenze, le amicizie e via discorrendo, ma senza formazione non si può assolutamente andare da nessuna parte, cioè questa è una cosa basilare, nessuno deve farsi più grande di quello che è, magari avendo delle conoscenze alle spalle, devi formarti, devi avere le tue capacità e poi, se hai l'opportunità, poterle dimostrare, ma vanno sempre dimostrate in campo, quindi la formazione è fondamentale. Tantissimi invitati al Napoli Cinema Festival organizzato da Alfonso Gemito, non poteva mancare un'icona del cinema e del teatro napoletano, Giacomo Rizzo. Salve, buonasera, felice di essere sempre in queste occasioni, in queste serate dove poi si incontrano persone. Don Bacchi non lo vedevo da anni, ci siamo incontrati una volta in Rai, non ci vedevamo
allora non ci vedevamo da una decina d'anni, da 15 anni, ma insomma sono passati altri 10. Giacomo, qua si parla di laboratorio teatrale, laboratorio cinematografico, soprattutto quanto è importante stare accanto ai giovani in questa Napoli che è diventata un po' la Hollywood d'Europa. Ma io ti dico una verità, colgo l'occasione per dire che io sono alla ricerca di qualche signore che ha il teatro e che vuole fare un'accademia di teatro napoletano, perché io vorrei che il teatro napoletano non finisse. Che cosa sta succedendo? Che tutti gli attori giovani che si dedicano al teatro, cosa fanno? Cercano un teatro moderno, un teatro diverso, ma noi rischiamo di perderci Edoardo, di perderci Viviani, di perderci Bracco e chi più ne ha più ne metta. Voglio dire, non si hanno più gli attori che reciteranno le commedie di Edoardo, perché se nessuno più recita in napoletano e nessuno conosce la lingua napoletana, perché la verità si leggono delle cose su Facebook scritte in napoletano che sono un orrore. Io che conosco bene il napoletano, ma che lo insegno e l'ho studiato, mi piacerebbe tanto insegnare il teatro napoletano a tutti i giovani di adesso. Non ho trovato ancora nessuno che abbia raccolto questa mia... Giacomo sta facendo un appello importante, un laboratorio che non insegna. Un laboratorio, una possibilità di insegnare a maschi e a femmine che cos'è il teatro napoletano, perché finendo noi, io e tanti altri che ci siamo ancora, finisce il teatro napoletano. Io non è che mi dedichi soltanto al napoletano, però io sono nato col varietà napoletano, col teatro napoletano, come si fa? Quest'anno forse farò un Viviani, spero di potercela fare, perché è sempre difficile produrre uno spettacolo e poi dopo metterlo su. E quindi faccio questo appello: se avete idea di dare qualche cosa ai giovani, facciamolo insieme. Voi mi date un laboratorio, un'occasione dove io possa insegnare ai giovani di oggi che cos'è il teatro napoletano. Il teatro napoletano, quello classico, cioè partendo anche dalla grammatica napoletana. Che io conosco grammatica, sì, perciò lo stavi accennando un po' tutto quanto, però voglio dire come si recita in napoletano, perché non è il teatro di Edoardo, è il teatro nostro napoletano, perché noi ci fanno complimenti dappertutto. È possibile che poi improvvisamente tutto questo debba finire? Mi sembra assurdo. Dove ci sono gli eventi belli, quelli soprattutto dove si parla della napoletanità, del laboratorio teatrale o cinematografico, non può mancare lei, Lucia Cassini. No, io ci sono anche perché seguo un po' queste manifestazioni di Alfonso Gemito, fa delle cose carine e quindi quando sono libera ci vengo, perché trovo anche altri attori, cose, però perché no? Aiutiamo i giovani. È una serata che si parla tanto di laboratorio, tanto di giovani, e Alan De Luca, che è giovane, eternamente giovane, quando si tratta di nuovi talenti, Alan ne conosce tantissimi di nuovi talenti che si sono fatti spazio nel mondo dello spettacolo, e grazie anche a lui. Io ho dato la possibilità a chi ha comunque già talento di esprimerlo magari in alcune occasioni, però il grosso l'hanno fatto loro. Chi ha talento prima o poi, secondo me, l'occasione nella vita passa, poi c'è bisogno di gestire bene il proprio talento, di unirlo ad un lavoro di falegnameria e di essere costanti, insomma, se si vuole avere dei risultati di grande successo. Non è il mio caso perché non sono costante, quindi non... Io faccio delle cose non perché voglio dimostrare di saper fare più cose, perché se certe cose mi piacciono le faccio, quindi in questi ultimi anni mi sono più dedicato agli altri, alla scrittura, alle cose. C'è un piccolo teatro al centro storico di Napoli dove ci dedichiamo anche al lavoro sociale, facciamo
laboratori gratuiti. Romeo Barbaro, Sì. bisogna fare delle scelte coraggiose, quelle di diventare estremamente commerciali e quindi di puntare ai grandi numeri, o quelli di restare umili e puntando sulla qualità? Beh, io sono per la qualità e puntare sul pulito, sull'essenziale e su quello e sulla cultura. È quello che noi ci proponiamo tutti quanti, no? Penso che sia la cosa migliore, se vogliamo dare un granello di qualche piccolo cambiamento di tante cose che stiamo sentendo, ascoltiamo dalla mattina alla sera. Guardate, io dico una cosa, ma forse sarò cattivo, dirò che la musica è di tutti, ma non per tutti. Io dico, la musica è di tutti, ma non per tutti. Però con questo non vuol dire, io sono aperto a ogni, da persona libera, dico, a ogni tipo di manifestazione che sia seria, pulita, simpatica, e dobbiamo anche essere scherzosi, ma non dobbiamo eccedere, perché poi la volgarità non è spettacolo, per cui se tutto si fa entrando nei limiti della normalità, ma anche perché noi, guardate, abbiamo avuto quelli che trasgredivano, no? Abbiamo avuto Vasco Rossi, abbiamo avuto Renato Zero, il nostro, dico, Alice Cooper, ma di base c'era una forza, c'era tanta cultura, c'era tanta, c'era tanto studio, e forse adesso si vuole fare al contrario, si vuole fare audience senza studiare, senza dedicarsi alla musica. Antonio, noi ci rincontriamo qui alla Lanterna per il Napoli Cinema Festival. Eh sì, Alfonso Gemito ha invitato un po' a tutti noi. Eccomi qua. Vabbè, stasera diciamo che onoriamo qualche brano che Don Bachi ha scritto a Nazzaro per i Sanremo, e stasera mi esibirò proprio con Miracolo d'amore di Don Bachi, cantata da Gianni Danzaro nel 72-73. Andiamo ad ascoltare dopo. Lui lassù è Gianfranco Zeffiro, cantante. Bentornato anche tu qui alla Lanterna. Sì, è un piacere essere ritornati dalla volta precedente, e quindi stiamo un po' tutti insieme tra altri artisti per festeggiare questo momento così particolare. Quanto è importante la musica, il canto quando si parla di cinema? Ma diciamo che è tutto collegato, perché il cinema senza musica non può essere ravvivato, quindi in pieno tondo ci sta bene. Non c'entra solo la passione, c'entra l'arte, perché nessuno si può alzare la mattina e dire io sono il principe dei Curtis. Ma diciamo che io sono semplicemente un grande appassionato di Antonio De Curtis. E quindi 5 anni fa ho voluto omaggiare il principe della risata on the road, cioè sarebbe sulla strada. E quindi io ho cominciato come artista di strada, perché per far conoscere ai turisti l'arte del mitico Antonio De Curtis in arte Totò. E grazie a questa passione che Umberto è famoso in tutto il mondo, perché ecco, stare a Via Toledo, immagino, e farsi fotografare, farsi riprendere accanto a persone che vengono dai 5 continenti, e penso che può essere gratificante per lui e anche per il grande Totò. Ma la maschera di Totò equivale alla maschera di Pulcinella.
quindi diciamo Totò si è fuso con, cioè non si è fuso con il cervello, si è fuso nel senso... Ecco, visto che lo stavo accennando, adesso passiamo nella trasformazione. Umberto Del Prete che diventa il principe De Curtis in arte Totò. Allora principe, non potevi mancare anche tu a questa grande kermesse? È certo che no, oh bella. Io sono un uomo di mondo, ho fatto 3 anni di militare a Cuneo e quindi sono venuto anche qui alla Lanterna in questa magnifica manifestazione. Cosa vuoi dire ai giovani che cercano di emularti, che cercano di avere Totò come riferimento nel mondo dello spettacolo? Ma io dico che ovviamente la mia arte è un po' come una scuola e quindi fanno bene che i ragazzi d'oggi si avvicinano alla mia arte. Se vogliono imparare qualche cosa lo devono imparare tramite me. Perbacco. E qui squiglie. Francesco Nicotra ovviamente non passa inosservata la sua immensa somiglianza con il grande Bud Spencer. Buonasera a tutti, io sono Francesco Giuseppe Nicotra e sono il socio ufficiale di Bud Spencer e sono contento e felice di essere qui stasera con tanti amici, oltre che personaggi, sono prima di tutto amici. Tu hai incontrato il grande Carlo? Io ho avuto la fortuna nel 2004 nella trasmissione del Gran Premio delle Gocce d'Acqua su Rai 1 di essere premiato alla carriera proprio da Bud Spencer. E lui quando ti ha guardato ha detto "Azz, ma chi se mi assomiglia?" Ma lo dicevano anche là, tanto è vero che nella presentazione ci gioca pure Carlo Conti. Allora, sei stato un po' fortunato perché gli somigli, però da come mi hanno spiegato, da come ho visto, tu gli somigli anche caratterialmente. Sì, insomma, c'è una cosa molto particolare. Siamo di Napoli e dello stesso quartiere. Santa Lucia? Sì, io sono del Pallonetto. Quindi lui anche era di là e per puro caso siamo pure dello stesso quartiere. Quindi magari, non so, indagando un pochettino nel DNA potrebbe anche darsi che lontanamente siete anche parenti. Avendo 30 anni in meno qualche dubbio, però la somiglianza è tanta effettivamente. Ti ringrazio Francesco. Grazie a voi e un saluto a tutti, ciao. Dottor Leopoldo Manfredonia, presidente del CRAL del Comune di Napoli, ma stasera eccezionalmente presidente di commissione per il Napoli Cinema Festival. Presidente di questa commissione che è una bellissima iniziativa che ci voleva per Napoli, che Napoli è la città del cinema, è nata come città del cinema, poi negli anni questa cosa si è spostata a Roma, a Milano. Questa manifestazione, questo evento vuole che ritorna a Napoli il cinema. Napoli è una città di attori, cantanti, poeti, quindi sarebbe stata proprio una iattura che non si faceva una manifestazione del genere. Bravo Alfonso Gemito che ha organizzato questa manifestazione e io onestamente concordo e sponsorizzo questa manifestazione. Alfonso Gemito ha parlato di dare spazio ai giovani. Io non sono tanto giovane. Però immagino che concorda per... Certo. Spazio ai giovani, noi abbiamo dei talenti a Napoli che sono giovanissimi. Proprio oggi nella mia sede hanno girato un film Mare Fuori. Giù alla mia erano tutti ragazzi e ragazze, sono tutte nuove leve. Alla prossima!